Buon pomeriggio, bentornati al Tosha Stadium. Siamo tornati alla giornata di calcio a 5 C1. Siamo pronti alla partita che sarà tra SD Merlo Calcio contro APD Città di Leonforte. Gioca largo, la palla che non passa, lì c'è Miceli che deve proteggere il pallone, poi ancora lui, gioca ancora, dai Psale, palla che non passa, lì c'è, la prova e tira in portapalla, poi rimane là, c'è il gol è realizzato da Molinaro, tu per tu col portiere, prima prende il palo e poi di ribattuta non perdona, realizza il gol dell'1-0 che stappa la partita. Molinaro, Ipsale vuole puntare il 9, vuole il tiro in porta, realizza un grandissimo gol, il gol dell'1-1. Ipsale se l'ha inventato questo gol, ha spostato la palla sul suo piede preferito e l'ha messa all'incrocio dei pali, ristabilita la parità, possibile contropiede 3 contro 2, passata da Alessandro che sbaglia l'aggancio, torna a Bongiovanni, fa una grande copertura difensiva, deve proteggere la palla, poi la palla rimane là, Alessandro gira tutto, da Ipsale! Partita ribaltata, 2-1 Città di Leonforte, doppietta del 20, realizza un altro grande gol, ma errore difensivo del Merlo. E va da Molinaro, si è staccato di cara, vuole il 9-2 subito, palla dentro, cerca di pentire, per tu il tiro al portiere e tenta il tiro, la palla passa, ristabilita la parità, 2-2, ha segnato col numero 20 di cara, Mazione confezionata perfettamente da parte del Merlo, mano ancora dentro, palla corta, recuperata da Di Cara. Vuole giocare dentro per Finazzo, che alza questa palla con lo scavetto, partita ribaltata, gran gol di Finazzo, al tu per tu con Ipsale, alza questa palla ed è 3-2, rimonta e controrimonta, partita splendida adesso, che perde però questa palla, la palla regalata adesso al numero 5 sbaglia poi il controllo, adesso Molinaro gioca largo dalla Spisa, vuole puntare, non passa con nessun Miceli, adesso Ipsale, possibile contropiede, c'è Miceli che vuole il tiro in porta, gioca dietro da Ipsale che tira in porta, la pareggia subito Città di Leonforte col gol del suo capitano che realizza il gol del 3-3, che voleva fallo, non c'è niente, c'è possibile contropiede, parte Ilardo, vuole il tiro in porta, Ilardo realizza il gol del nuovo sorpasso per il Città di Leonforte, il gol del 4-3. Finazzo non servito, adesso gioca dentro, cerca di reggere, la palla che è svirgolata, poi Ipsale la fa sua, vuole subito lanciare dall'altra parte Ilardo che la controlla, la mette giù, vuole il tiro in porta, palla che passa, rimane là, c'è un flipper, la palla non esce, poi c'è Rico durante l'esecuzione del calcio di rigore, si è andata via la connessione, non so per quale motivo sia successa questa cosa, soprattutto durante il calcio di rigore. Il fatto è comunque il Città di Leonforte realizzato il calcio di rigore, si porta sul risultato di 5-3. Sale che gioca subito da Alessandro, che alza testa, va davanti da Alessandro, poi vuole il tiro, realizza il gol del 7-3, il gol del gol che probabilmente chiuderà definitivamente questa partita. 7-3 Città di Leonforte per Ipsale che la controlla, poi gira da Alessandro che gioca subito dal numero 20 da Ipsale che vuole puntare, Molinaro passa con la giocata, va ancora Ipsale, palla al piede, c'è il largo il numero 5 che da solo vuole partire, tira in porta e c'è il gol dell'8-3. Sandro che fa un grande intervento, sono 3 contro 1, poi allargata da Ipsale che tu per tu col portiere, c'è Ipsale lì, poi la partita è finita qua, vince con un ampio margine Città di Leonforte che conquista il campo del Tosha Club, si porta a casa 3 punti importanti, notte fonda per il Merlo